Al momento non è una cancellazione ma una sospensione in attesa di capire che andamento avrà la curva del contagio. La sostanza però non cambia. Chioggia per il momento non ha confermato nessuna delle manifestazioni previste per il periodo di Carnevale 2022, da sabato 12 febbraio a martedì 1 marzo. Il sindaco di Chioggia Mauro Ermelao, eletto da pochi mesi, è chiaro: prioritario è anzitutto raffreddare la curva dei contagi. Allo stato attuale non possiamo ovviamente programmare nulla perché non sappiamo se la curva dei contagi si alzerà o si abbasserà. C'è però anche una bella notizia per Chioggia, che potrebbe rappresentare in prospettiva un importante volano per il turismo e l'economia della città. Il celebre New York Times ha inserito Chioggia tra le mete turistiche da visitare nel 2022. Una notizia, quella del New York Times, che ci ha reso orgogliosi veramente della nostra splendida città. Noi saremo pronti ad accogliere a braccia aperte anche gli americani, gli amici degli Stati Uniti, e ci auguriamo che i primi ad arrivare siano i militari di stanza nel nostro Veneto, nelle loro basi militari, e quindi di americani ne abbiamo già qui in Veneto, quindi speriamo che vengano a visitare anche l'orologio più antico al mondo ancora in funzione, che è la Torre di Sant'Andrea.